Una domanda che sta proprio alla base di tutto il film. Ipotizziamo. Anzi no, non ipotizziamo, basiamoci su quello che abbiamo visto. Io sono l'ingegnere, ok? La mia situazione è precaria. Odio mia moglie per motivo X. La situazione che si viene a creare poi non è delle migliori. Stiamo nello schifo, ok? Sono un giocatore d'azzardo. Alcune persone lo sanno. La mia domestica 100% è coinvolta. Come può essere una buona idea chiamare mio nipote e ospitarlo nella casa dove sto commettendo un casino? Cioè, l'hanno mandato, ok? Mi costa troppo. Ci sono 1000 modi per evitare questa situazione. No, devi andare a far sgamare. Poi questo sicuramente torna a casa, ha qualcosa da dire, mandano gli assistenti sociali, arriva tutto il casino e tocca chiudere baracca burattini. La villa non la vedi più e ritorna tutto allo stato. È un casino, cioè perché poi vedi tutto. Non sono d'accordo io con queste dinamiche. Viva l'Erasmus a Venezia. Will you guys just slow it down and make it funky? Che dire, io fino all'ultimo pensavo che Gassman avesse un fratello e invece non è così. Cioè, il fratello di Vittorio Gassman è Vittorio Gassman. Va bene. Raga, è assurdo. Oggi abbiamo una presentazione un po' più breve del solito, fatta da Sabina oltretutto. Quindi non ho più un monopolio sulle presentazioni. Sarà brevissima, raga. Se vi è. No. Allora, vabbè, ho messo come al solito alcune C'è la immagini. freccia in mezzo, Luca. Eh? Tirala via dal collo. Alcune immagini come al solito per provare un po' a suscitare interventi. Poi oltre a questo avevo messo qualche curiosità. Non so se passare direttamente. Ma vabbè. Vittorio Gassman è un pazzo. Per quello è Gassman. Esatto, che lavora ingegnere al del gas. Vabbè, avevo messo questo pensando che potesse anche un po' ispirare qualche intervento. Questa qui è la poesia che legge proprio in quella scena là. E l'ho voluta riportare perché mi sembra abbastanza significativa considerando un po' tutto il film. E l'ho riportata anche in tedesco, siccome appunto cultura tedesca, impero asburgico e tutto il resto ritorna nel film. Poi allora avevo messo questa curiosità su Eufrasia, che tra l'altro io avevo capito che dicesse Eufrasia, invece a un certo punto mi è sembrato che dicesse Eufrasio, però in realtà È l'audio che è sbagliato. non lo so. Cioè, per il succo della questione cambia poco, perché mi interessava solo l'etimo, che appunto da quel vocabolo greco eufrosune, vuol dire ilarità, diletto, gioia, e appunto poi c'è anche il rimando a Eufrosine, che è una musa, e considerando un po' anche, ecco, esattamente questo, mi è sembrato interessante semplicemente riportarlo. Sesto punto nella serata in cui abbiamo rischiato una denuncia questa sera. Vabbè, insomma. E niente, avevo anche un po' scritto nella mitologia le grazie chi erano, se vi interessa leggere, se no, insomma. E poi andando avanti avevo raccolto altre immagini significative dal film. Poi se voi, io ve le faccio scorrere, se poi volete dire qualcosa fate come volete, vi porto il microfono. Avete libertà. Libero arbitrio, raga. E queste tre alla fine della presentazione.
Victory Gassman. Posso fare un intervento riguardo una cosa che secondo me manca da un bel po' di tempo a Gen Z? A me piaceva molto nelle scorse edizioni e secondo me manca. Fabio Gassman è o non è il peggior Personaggio più cattivo che abbiamo mai proiettato su questi schermi. Mi piace, ma continua ad insistere su questo. Passare il microfono. Per me continua a rimanere Aronne in di Titus. Titus, Beh, ok. guardate che, cioè, voi, è perché voi siete arrivati dopo, forse, questo anche come nonnismo. spettatori. No, però, cioè, non facevate parte di Gen Z e forse non eravate ancora spettatori, forse tu sì, tu c'eri. Lui è il personaggio in assoluto, cioè l'incarnazione potenzialmente del male per il male. Titus è stata una serata per pochi, letteralmente, nel senso eravamo pochi. però è stato veramente figo. Spero di Tuttavia, potrebbe essere tipo nella top 5. Beh, è un personaggio Top 5. sicuramente negativo, sicuramente. È Poi un come pass- sempre, cioè come sempre quando i personaggi vengono approfonditi bene o comunque vengono mostrati a fondo, cioè non dico che si inizi ad empatizzare perché è difficile empatizzare con un personaggio così, però le motivazioni per cui è così, essendo a un certo punto riconosciute, lo rendono in qualche modo umano, però siamo d'accordo sul fatto che è un personaggio L'interpretazione. estremamente negativo, anche per il portato di ipocrisia, cioè anche qui proprio nel senso, visto che qui è stata fatta una presentazione anche, come dire, di cultura classica, che svela cioè, insomma, l'ipocrisia non solo di una persona, ma di una società probabilmente, di una società che in questo caso è in declino, in decadenza, e Gassman diciamo che ne è in questo film il rappresentante, e quindi la sua tragedia personale è anche la tragedia di tutta una società che soccombe al tempo, all'incedere del tempo e sì, insomma, poi è significativo che la cultura in realtà sia brandita da Gassman come cioè è una sorta di paludamento oltre il quale non si nasconde niente, cioè cultura. Sì, cioè lui dice, vabbè, l'elevazione dello spirito, sì, probabilmente sì, Ma io però. un pazzo gioca d'azzardo. Sì, alla fine sì, cioè questo è Non si gioca d'azzardo, è illegale al di Gen fuori Z degli condanna. spazi. Noi condanniamo il gioco d'azzardo al di fuori degli spazi adibiti. Ovviamente. Tipo Casino di Venezia, va bene, si può fare. Altri tipi di casino al confine, si può fare. Al di fuori del casino, bisogna dirlo, se no ci levano la monetizzazione. Devi parlare con l'Unione Europea. Non ce l'abbiamo strappo. veramente la monetizzazione. Cioè, era per... Ipostatizzazione dell'Unione Europea. Se avete uno sponsor da consigliarci, magari, non so, chiediamo. No, io volevo fare una riflessione sul fatto che questo film si incentra molto sul voler mantenere il bello, almeno quello che la gente trova bello. Cioè il personaggio di Fabio trova bella Beva e quindi vuole mantenere, fossilizzare quella bellezza in qualcosa che alla fine risulta innaturale, abnormale quasi. E poi il voler costantemente catturare, perché con la pittura per esempio si tende sempre a catturare ciò che è bello, ciò che ci piace e tutto il resto. E a me è piaciuto il finale perché come si chiama il protagonista? Non mi ricordo più, faccio schifo però. No, non Fabio, Tino, grazie. Ma è del cazzo. Sì, infatti. E a me è piaciuto il finale di Tino perché lui se ne va, non avverte la ragazza Claudia, giusto? E forse non si incontreranno mai perché lui là di sicuro in quella casa non ci torna, non ci tornerei manco io. Ma
con dei zii del genere, via. Ho detto, ok, I'm out. Fuck it, I'm out. E, Non ha mai pagato l'affitto, quindi non aveva un contratto da... vabbè, no, Ma vado via, che Sì, tipo è sì, un sì. miracolo adesso a Venezia anche Sì, trovare posto, sì, eccetera. infatti. Cioè, al tempo forse era uguale, non so. A me è piaciuto il finale comunque perché è un po' in contrasto con quello, cioè Gassman cerca di mantenere la bellezza, di catturarla, di fossilizzarla come ho detto prima. Il ragazzo invece, mi sono già dimenticato il nome grande, è il Tino. Grazie. Tino invece la lascia andare, perché tanto è stata un'esperienza brutta come esperienza, ma pur sempre un'esperienza. E quindi mi è piaciuto questo suo contrasto del vabbè, pazienza, Ecco cosa il ma- succede quando fai l'Erasmus a Venezia. Tac! no, il mare è pieno di pesci e basta. Mi è piaciuto parecchio, è stata davvero un'alta emozione, anzi, è anche per questo che oggi mi vedete un po' più svampito del solito, ma perché veramente è stato non un'altalena, è stata una montagna russa di emozioni, questo film. E per voi è stato lo stesso? È vero. Fatevi sentire. Minchia. No, per alzata di mano. A chi è piaciuto questo film? Facciamo una Buono. stima. 85%? Chiedo a chi ha studiato statistica per davvero. 87%, dai, mettiamola così. È un'ottima percentuale in realtà. Beh, se no non sareste così tanti. È che dalle videocamere forse non si vedrà nemmeno in differita, ma noi lo sappiamo. Buono, perché tendenzialmente di solito il pubblico tende ad amare di più i film recenti, quelli magari tipo di registi un po' più blasonati, eccetera, eccetera. Qui si parla di un nostrano, di un film del 77 ambientato a Venezia, è per quello che vi è piaciuto. Il dialetto fa sempre ridere, poi grandi battutone, messo al momento giusto, cameriera miglior attrice del film, poco da fare, scena dello zucchero da Cahiers du Cinéma, cioè, Io mi sono sentito male. ma come? Non riesco a vedere la gente che sputa cibo, mi dispiace. È una cosa che proprio. Io sarei andato sotto, cacchio, l'avrei preso. Ecco, e io Avrei- scappavo nell'altra Mamma. stanza. Mamma. E questa cosa viene tagliata? Eh? Speriamo. Grazie. No, non c'è Luca in sala. Non c'è Luca, non verrà tagliato Chi è che deve niente. revisionare il dibattito poi? Spero... Hai abbastanza soldi per corrompere? Sì, proviamo. No, vabbè, signora bravissima, sicuramente. A voi fa più ridere il dialetto napoletano o il dialetto veneto? Detto bene tutta la vita, ci sembra fatto apposta per essere ridicolo. no, perché siamo non- presi in giro da tutti. Sì, ma non conosco tanti film commedia ambientati a Venezia perché anche questa qui più o Parapim, meno. parapum, parabam. Sì. E quanti di Totò ce ne sono però? To- Cioè, quanti film di Totò ci sono? No, però Gassman a Venezia, Sì, cioè sì, ma se vai a Napoli non ti dicono Gassman, ti dicono Totò. Gassman a Venezia. Sì, hai ragione però. Sto cercando di far valere le mie radici venete. Ah, giusto. Che poi Bella l'Italia tutta. viene da Trieste, chi ci azzecca? Cristina. C'è questa nostalgia del protagonista. Non è il protagonista, però è come se lo fosse praticamente. Coprotagonista. Coprotagonista, mettiamola così. Il vero doppelganger della questione, che è questa nostalgia per l'impero asburgico. Sì. questa- Il volere appunto. Sì. Sì, infatti, Cavolo, terribile. è un bassanese medio praticamente. È bassanese medio, che fanno finta tipo di avere il tedesco come dialetto. No, non sei un bolzanino, cazzo di me. Posso dire che questa sequenza con le tazze, cioè con la cioccolata e i biscotti, mi ricorda Buñuel, che era uno che metteva in vari film dei preti che mangiavano i savoiardi con la cioccolata e buoni. per lui rappresentavano comunque, cioè tutto quella componente, diciamo, come dire, seducente della Chiesa che tende a sembrare buona. Cioè, Noi comunque tipo a Genze siamo spesso contro il Sì? clero e la borghesia, l'abbiamo detto. Non lo so, l'abbiamo detto, lo diciamo stasera. Sì, possiamo
Possiamo metterlo nero su Io bianco. sono sereno con questa cosa, non ci siamo Avete consultati. notato qualcosa negli ultimi 3 anni? Non lo so. Io sono contento per questa scena di quando parlano in tedesco, perché sto studiando tedesco e ho capito alcune parole e alcune frasi. Quindi per uno che aveva 4 in inglese, adesso sa l'inglese a scuola e adesso che sto studiando per conto mio, ho capito cosa stava dicendo il prete, questa è una grande conquista. Qualcun E altro ha anche capito cosa stava questa è la dicendo. funzione principale, no, non è la principale, però è la funzione collaterale del Cineforum Genza. Un applauso per Francesco. Grazie. Io non ho capito Una niente. cosa bellissima. Avrà detto, il canone Rai tra poco verrà pagato da tutti. Non so. No, ha detto un bravo giovane, complimenti. E il Gassman dice molto buona questa cioccolata e poi non mi ricordo perché non mi ricordo neanche le frasi in italiano, figurati quelle in tedesco. Quando riguarderò ti dirò di più. Ha fornito l'intera lista dei sindaci di Bassano del Grappa. Quella famosa. Sì, quella dell'altra volta. Non dica niente di più. No, Sì, neanch'io. sono Voglio già che parli discriminato all'interno dei miei territori. Però, Prima? Infatti esatto. volevo lanciare una domanda. Prima stavo discutendo con alcune mie amiche, cioè con una mia amica e mia sorella, perché non sei mia amica, sei solo mia sorella. Hai ragione. Ha ragione. No, stavamo cercando di capire se come fosse invecchiato questo film. E secondo noi era invecchiato abbastanza bene. allora, l'avevo detto anch'io effettivamente in sede di decisione film. Ci sono certe cose che sono veramente ante litteram e veramente avanti per essere un film italiano di fine anni 70, tipo le inquadrature, scenografia. È stato fatto di meglio forse prima? Probabilmente sì, ma non importa, noi siamo qui ad analizzare questo film. Non, mica male, cavolo. Poi, visto sul grande schermo, molto figo. Cioè, si notano tutti i dettagli, le espressioni degli attori, delle attrici, le luci fatte bene, le ombre dove vogliono essere messe. È fatto cioè, questo film è un bel film, cazzo. Per quello che lo mostriamo, ovviamente. Però poi ci sono certe battutine, magari certe piccole cose che sfuggono un po' dal nostro regime. C'è un po' di cringe ogni tanto, no? Questa è la parola che va di moda. Sì, un po' di cringe ogni Ecco, tanto. l'abbiamo detto. Spiegaci dov'è il cringe. No, Domiziano. allora, secondo me di principio è un film invecchiato bene, cioè mi è piaciuto molto, è la prima volta che lo vedevo, quindi ci sta. L'unico momento in cui proprio mi si è, cioè, la Gelato fourth il wall sangue. mi è stata tipo bucata, è stato quando c'è il protagonista principale, il ragazzo, che fa una cosa che va completamente contro la sua attitudine, cioè il suo carattere, cioè quando lui praticamente palpeggia la protagonista. E in realtà questa cosa probabilmente negli anni in cui è uscito faceva ridere, ora per noi potrebbe essere problematica, no? E la cosa interessante, per esempio, è che Sabina sta zitta, sto intervenendo io. No, Cioè. volevo far notare solo che molta gente ha riso, quindi fa ancora ridere. Alcune risate, secondo me, erano tipo risate quando tuo zio leghista fa delle battute a Natale e devi tipo ridere per non alzarti dal tavolo. Comunque, cioè, per esempio, secondo me il problema lì non era il problema tanto, cioè, per esempio, nel film i corpi sono rappresentati in un certo modo, c'è la ragazza nuda, ma è nuda nell'atelier ed è un lavoro come tutti gli altri, però la cosa principale è che il protagonista è presentato come un ragazzetto che è timido, che è rispettoso, lo vediamo che difende la zia, che è stranito nei comportamenti dello zio, quindi ci aspettiamo, come dire, un comportamento di un ragazzo che ci prova con la controparte femminile del film in un modo anche un po' goffo, anche un po' allo stesso modo
Non che la timido. palpeggi. Cioè nel senso, quella lì era un'azione che io l'ho trovata un po' contro quello che era il suo protagonista, cioè è stato una cosa gratuita quasi, non lo so, questa cosa diciamo, è il primo momento in cui ho trovato, cioè proprio mi è venuto da dire, è invecchiato male, cioè questa parte. E dopo no, visto che io non sapevo per esempio che il film fosse tratto, non so quanto liberamente o quanto meno da un romanzo, mi pare di aver capito, volevo sapere appunto il concetto che Anima persa, no? Il fatto che c'è lo zio che è così tanto nostalgico, forse non soltanto della bambina, della donna di cui si è innamorato, ma proprio anche di un mondo, se c'è anche questa critica sociale, se si sappiamo come ne parla il romanzo, quanto è stato adattato, non si sa. Non Perfetto. l'ho letto il romanzo. No, tranquillo. voce è squillante. Beh, allora, cioè, sulla curiosità relativa al romanzo, c'è da dire che cioè, il romanzo è di una decina d'anni prima della realizzazione del film e forse il film anche si trascina dietro un po' cioè dovendo, come dire, marcare una differenza tra, non so, l'impeto giovanile di Tino, che è il protagonista, e questo mondo antico che lo travolge, in cui si trova sommerso. Cioè, questa differenza sicuramente era maggiore nella metà degli anni 60 che non nella metà degli anni 70. Quindi il film forse, come dire, cioè l'impressione di vecchio che può dare a tratti è anche forse dovuta al fatto che la fonte letteraria è di una decina d'anni prima. Tra l'altro il libro si svolge a Torino e non a Venezia, quindi è stato fatto e ci sono delle differenze marcate, cioè la soluzione che il film propone alla fine è che Beba, la bambina, sia viva e sia la zia, mentre nel libro trovano semplicemente, cioè quando Tino scopre che lo zio e l'altro zio sono la stessa persona e quindi entra nella stanza, trovano legata e imbavagliata una prostituta, quindi non c'è la soluzione di far coincidere il personaggio della bambina con il personaggio della zia, quindi sì, hanno rivisitato abbastanza profondamente tra l'altro poi Arpino, che era un romanziere abbastanza noto all'epoca, cioè come dire, lui ha fatto quel libro calandolo molto bene nel contesto torinese e quindi qualcuno dice che sia il libro più torinese che ha scritto e in questo caso è stata fatta la scelta di Venezia e quindi è stata fatta una sorta di trasformazione abbastanza radicale, diciamo, per quanto le dinamiche dei personaggi restino tutto sommato uguali, ecco, cioè a parte questa differenza fondamentale nel finale. Poi il libro è un libro che non ha il lato della commedia che sopravvive, cioè Dino Risi è conosciuto per essere un regista principalmente di commedie e infatti è ancora più strano che abbia fatto un film così e sia riuscito a portare a termine un film che funziona bene come thriller, come film drammatico e che mantiene una parte delle sue origini, cioè la commedia viene, come dire, dall'essere il fulcro del film, viene un attimino scaricata sui personaggi di contorno, sulle figure marginali ed è tutto sommato un elemento residuale rispetto al film, rispetto a quello che è il contenuto del film. Perché appunto Un'anima persa di Arpino è un libro drammatico e quindi c'è l'incontro tra la personalità di un regista che veniva da tutt'altro contesto e forse si sente anche libero di affrontare certe tematiche in un certo modo alla fine degli anni 70, quando la commedia italiana inizia un attimo a prendere una piega differente rispetto a quello che era stata negli anni del boom e inventa un film che effettivamente è strano, cioè perché lascia un'impressione molto
che non è netta, cioè è un film che non prende di petto il genere gotico, però assomiglia moltissimo a un gotico, ai personaggi, Anche gli di stereotipi del gotico. Non è una commedia, è un dramma da camera, è tutte e tre le cose, cioè è un esperimento strano, diciamo. Questo rispetto al libro. Rispetto al tema così, la sequenza che oggi riterremmo pesantemente sessista, in cui lui tocca il seno di lei, sì, lo fa con, come dire, quella scherzosità che all'epoca era, come dire, totalmente accettata, ma anche in un contesto che era differente. Cioè, per il 77 probabilmente ha visto già una prima ondata di femminismo molto forte, però questa cosa secondo me si intersecava anche con la ricerca di una compiuta libertà sessuale che ancora non c'era, quindi anche da parte femminile secondo me una cosa così sarebbe stata accettata. Oggi ci sembra un po' strana e ci sembra al limite della molestia. Poi il contesto scherzoso un po' la stempera, perché lei dice senti come mi batte il cuore, senti, e lui le mette una mano a tradimento sulla tetta e fa sta roba, però Cioè, in realtà, la cosa che a me ha sorpreso proprio perché provenisse dal personaggio di Dino. Cioè, secondo me, stonava con quello che è il personaggio, quindi non capivo... Cioè, secondo me, era proprio un gesto gratuito, a un certo punto non capivo cosa dicesse questo personaggio, perché non l'hanno mai dipinto in questo modo nel film. Anzi, a me sembra un ragazzo molto impacciato con le ragazze. ma in realtà nel momento in cui c'è la scena in cui simulano la recita teatrale, lui dimostra di avere anche questa vena un pochino, per fortuna, cioè è l'unico momento in cui c'è questo spiraglio di, come dire, c'è questo afflato giovanile in un mondo per il resto popolato da morti e da cariatidi, perché se c'è una cosa su cui questo film insiste è proprio il fatto che il contesto è estremamente decadente, non c'è una figura, anche le più comiche in realtà sono profondamente retrive, anche la lezione di pittura dell'insegnante a un certo punto gli dice sì, ma nella pittura dei vecchi maestri c'era tutto, c'era anche Burri e gli informali non hanno capito un'ostia, cioè quella roba lì è mirata al comico, però conferma il fatto che in questo film Venezia è proprio una città di morti e quindi c'è questa gioventù che tenta di farsi largo disperatamente senza riuscirci, poi venendo soffocata da tutto il resto. Ma secondo me lui, cioè, a lui lei piaceva e in qualche modo, cioè, in maniera ammiccante le ha detto guarda che tu mi interessi, insomma, quindi vabbè, insomma. Per me Tino è un ragazzo dell'epoca, vabbè, non strettamente, ma dell'epoca odierna, che tipo torna indietro nel tempo e si ritrova in un contesto un po', ok, antiquato. Nel senso, quando zio Gassman dice, le donne odorano di verdura. No, fermo là, zio. Ogni persona ha un odore particolare. Esatto. Cioè, anche quando praticamente la zia dice perché effettivamente il fratello di tuo zio utilizzava delle maniere molto poco consone con mia figlia. Zia, ma tu non hai fatto niente. Cioè, tipo, lui è il commentatore su YouTube. Cioè, lui è l'osservatore che dice cosa sto vedendo. Per quello sono d'accordo con te. Cioè, nel senso, in quel punto deve aver capito di essere nel 77 e ha detto, oh ma raga, ma io posso. Tipo, e si è lasciato andare. Ecco. Poi avrà pensato, cringe. Avrà detto, fail. Dico solo questa cosa, poi mi taccio. Io in realtà ho trovato curiosa anche la reazione della ragazza dopo che è stata palpeggiata. Cioè, secondo me c'è stata molta passività dal suo lato. Cioè, nel senso, lei poteva o incazzarsi, oppure questa cosa poteva portare a un momento più erotico. Cioè, in realtà lei... Cioè, come se avesse detto ciao come stai e hanno ripreso a fare sta mise en abîme di loro che recitano sul palcoscenico, quindi ho trovato curioso anche questo, per esempio, semplicemente questo.
Ok. Sì, rimanendo in tema Tino, secondo me in realtà Tino è anche un personaggio curioso perché alla fine cerca un pochino di barcamenarsi, è un ragazzino perché non è ancora cresciuto, cioè è ancora timido, impacciato e sta cercando di capire cosa fare e cosa non fare e quindi ogni tanto, ad esempio anche nella scena in cui lo porta a scommettere, lui all'inizio non vuole, lui è lì in un posto in cui non vuole stare, però all'esortazione dello zio scommette sul 19 e quindi praticamente si ritrova a dire ok, non mi piace, però gli adulti fanno così e quindi lo faccio. O anche la scena in cui fuma la sigaretta di fronte alla zia per fare il grande, per far vedere che è cresciuto, e intanto tossisce, nel senso che fumare non sa fumare. E quindi è un po' così, lo vedo un pochino più come sì, un ragazzo che non ha ancora capito bene cosa fare, cosa non fare e come dire, viene un pochino così Cioè, io mi immagino tirato da una parte all'altra. cosa cazzo va a raccontare ai genitori quando torna a casa. Ottima domanda. Cioè, perché sei tornato così presto? Ah, frate, ti spiego. Cioè, Sentate che- è presente tuo fratello. È tutto un casino. Ma poi c'era tipo un altro fratello che non è vero. È lontano parente. Sì. Lo chiama zio perché in realtà è tipo capoplaza e quindi tipo chiama zio. Minchia. Vedi, il 77 alla fine non è così distante. No, non è così. Anzi, no. Cioè, È qualche anno fa. Tante cose iniziano a cambiare. Comunque la governante, personaggio migliore e soprattutto una cosa che mi sono chiesto che adesso devo riguardarmi il film, se lei sapeva già che la situazione era così, perché continuava a dire che effettivamente sì, perché se adesso sei a casa da solo e ridendo dice c'è anche quello su. Allora, E sapeva che era un nastro che andava avanti oppure era effettivamente convinta che ci fosse questo fratello? Tutto si incrocia, ora tutto ha senso. sì, decisamente. Cioè, quando fa riferimento al fatto che bello andare in pensione, stare sentata su una carrega con Gotto De Vinci, lì era molto. Lo saluto io, Sir Oliver Scardi, grandissimo, mio punto di riferimento, anche di Strap. Quando dicono ti porto a vedere Venezia, quella Venezia Sconta, esatto. E qui c'è anche Herman Medrano, però forse di mezzo. Bravo. Che salutiamo. Che salutiamo. So che vado in club ogni tanto. Sì, Credo di sì. Alla stanza. teniamo conto. No, però sul fatto che la domestica sapesse, c'è una cosa, perché il film è pieno di indizi, cioè è onesto il film. A un certo punto inizia, intanto Gassman ha una voglia matta di confessare sta roba, cioè quando fai riferimento a Hölderlin fa riferimento a un personaggio che è schizofrenico, cioè quando scrive questa cosa è già pazzo e rinchiuso in una stanza, quindi c'è il riferimento proprio palese. E allo stesso modo quando dice le donne odorano di sedano e cita Strindberg, in Diario occulto Strindberg scrive proprio questa cosa e Strindberg era uno squilibrato anche lui, cioè era uno pieno di manie mistiche, uno peraltro misogino che odiava tantissimo la terza moglie, quindi ci sono una serie di riferimenti che nessuno può cogliere perché sono culturalmente elevati, però Gassman ha tanta voglia di dire la verità. Poi non lo fa in maniera sempre più labirintica, dice mezze verità, le trasforma. Una cosa che si vede nel momento in cui la governante sta stirando la roba, a un certo punto lui prende in mano un vestitino da bambina. È un dettaglio che nessuno, cioè dopo diverse visioni probabilmente lo si nota. Che ci fa un vestitino da bambina lì, cioè in mezzo alla roba di due signori, no? E quindi chissà che anche la domestica in realtà non sapesse esattamente come stessero le cose. Questo in realtà non lo si sa, così come tutta una serie di altre cose non vengono chiarite. Cioè a un certo punto per me è palese che non sia solo Gassman a salire nella stanza, ma sia anche lei e sia probabilmente lei a suonare il piano. Però non lo si dice mai e in una delle mezze confessioni di Gassman c'è lui che fischietta il motivo e muove le dita come a dire suonavo io. È vero, non è vero, non lo so.
Tra l'altro ci sono vari punti in cui tutti sono presenti nelle stanze e si sentono rumori di sopra, cos'è? Un gatto, un topo, e quindi il film è coerente, però forse fino a un certo punto e gioca molto sul fatto che uno possa pensare davvero che ci sia una terza persona lì. Una domanda che sta proprio alla base di tutto il film, cioè di come funziona. Ipotizziamo, anzi no, non ipotizziamo, basiamoci su quello che abbiamo visto. Io sono l'ingegnere, ok? La mia situazione è precaria. Odio mia moglie per motivo X, perché lei sta invecchiando e la situazione che si viene a creare poi non è delle migliori. Anche questa non è una bella... Stiamo nello schifo, ok? Sono un giocatore d'azzardo. Alcune persone lo sanno, la mia domestica 100% è coinvolta. Ok, come può essere una buona idea chiamare mio nipote e ospitarlo nella casa dove sto commettendo un casino? L'altro non l'ha chiamato però. Tipo, Cioè, l'hanno mandato, ok? Va bene, e come posso dire? Cazzo, dico, ho la casa occupata da altre persone, ci sono 1000 modi per dire, sto ristrutturando, non ho voglia di avere gente in casa. Mi costa troppo, sto andando... Ma chi cazzo sei? Sei mio parente veramente? Perché mi mandi tuo nipote in casa? Non lo so, ci sono 1000 modi per evitare questa situazione. No, devi andare a far sgamare. Poi questo sicuramente torna a casa dai parenti, ha qualcosa da dire, mandano gli assistenti sociali, arriva tutto il casino e tocca chiudere baracca burattini. La villa non la vedi più. Non la vedi più e ritorna tutto allo Stato. Che era della moglie, tra l'altro, la villa. È un casino, cioè che cazzo ti... perché poi, ma vedi, tutto... Non sono d'accordo io con queste dinamiche. Vabbè, aspetta, c'è un intervento. Viva l'Erasmus a Venezia. Porta il microfono. Cioè... Oh sì, scusate. No, che appunto volevo aggiungere che non ho mai ben capito, a parte il finale in cui appunto si percepisce che lui è abbastanza consapevole di questo suo sdoppiamento, però per tutto il film, per esempio, per me non era assolutamente chiaro che lui fosse consapevole di avere queste due individualità, queste due personalità in lui. Cioè, alla fine comunque lui lo ammette e ne sembra consapevole. Però per tutto il film, per esempio, per me non è stato chiarissimo questa cosa. Non è l'unico problema che ha comunque. Ce ne sono di evidenti, poi non so, io sono un osservatore casuale che arriva dalla strada, però mi pare che, cioè se mi invitano per un caffè, io vado fuori di testa. Ma questi non hanno visto nessuno, cioè nel senso, è per questo dico che c'è molto la sensazione del film di fantasmi, ancora una volta, cioè in una casa così chi entra? Cioè, entra il nipote giusto per, cioè lì è entrato il nipote giusto per caso, giusto perché a un certo punto il parente più prossimo di questo Stolz avrà detto sì guarda mio figlio vuole studiare arte, so che tu conosci, puoi ospitarlo, ospitalo, sì vabbè, cioè succede. Però il bello è proprio questo, che sono realtà in un certo senso già morte e Gassman si considera già morto, e quindi tutto questo suo vissuto, cioè il fatto che a un certo punto lui, come dire, deve cedere al suo lato negativo perché non riesce più a stare in quadro con quello che è diventata la sua vita e quindi... E la sua pazzia è un rifugio, esattamente come la cultura è un rifugio, un paludamento, un qualche cosa che difende un certo tipo di idea di sé che poi in realtà viene distrutta, insomma. È significativo, cioè è molto bello l'inizio quando lui arriva, anche questo molto in stile gotico, arriva sul canale in questa casa, in questa magione abitata da questo orco, no? E però dà un'occhiata all'interno delle case veneziane di questi palazzi e vede questi candelabri, cioè questi lampadari accesi e
il conducente del motoscafo gli dice sì, perché i siori non si fa mai vedere, cioè c'è tutto questa idea di un mondo che sta per morire, che non ha più senso e non ha più gusto a vivere, appunto, no? Cioè, per tornare a quello che Gassman confessa. E poi dice i pazzi conoscono la verità, anche lui conosce la verità e la nasconde accuratamente, la verità su di sé non può essere rivelata, trova sfogo solo nella pazzia, che è la parte autentica. Sì, alla fine. Sì, però effettivamente sì, mentre oh, mamma mia. C'era anche, oltre al nipote che ha aperto 2 porte, però ha aperto esattamente quella che non doveva aprire, la prima cosa che le ha detto la zia, non aprire quella porta, tu ovviamente a 18 anni cosa fai? Op, apro la porta, cioè era matematico. Ma sì, oltre a quello in realtà c'è anche, secondo me, da parte dello zio la volontà di farsi scoprire, perché ogni volta anticipa il protagonista, ogni volta anticipa Tino, perché gli dice so che lo sai e anche se prima ancora che gli arrivi la risposta sa già che glielo vuole dire, è una cosa che preme probabilmente da dentro. E sì, è vero anche questa cosa qui e anche le maschere, si vede anche come si trucca, come la maschera veneziana alla fine si può vedere anche un breve collegamento anche con Uno Nessuno 100.000, alla fine è lui, cioè la perdita della faccia, questa faccia che cola, vede che il suo naso è storto, che il suo naso non è più come quello di prima e inizia completamente, crolla il suo personaggio, quello che tiene in bilico tutto. L'ipocrites, no? L'ipocrisia proprio in questo senso che viene proprio cavalcata in maniera prepotente nel film. Sì, cioè praticamente io penso che questo qui sia anche un criminale perché forse ha fregato l'INPS in qualche modo con sta storia del fratello. E quindi io sicuramente non sarei andato a casa come il protagonista, sarei andato... Esatto, mi è venuto in mente quest'ora che ne parlavamo. E io sarei andato a polizia prima che a casa comunque, perché sicuro c'è la polizia a Venezia e quindi... sento comunque un po' la dinamica del serial killer, perché ci sono certi serial killer che si sono andati a consegnare alla polizia dopo che avevano ammazzato 150 persone, hanno detto esatto. Sì, le dinamiche di lui, molto probabilmente hai ragione tu, che lui vuole farsi scoprire, cioè probabilmente lui si sente anche intrappolato in questo personaggio, in questa recita, scusate, gioco di parole, da 20 e passa anni, e magari cominciava a stargli stretta, cominciava a venirgli a noia, e quindi a qualcuno doveva dirlo. Speriamo che le autorità lo prendano e ci portino tutti al sicuro a Venezia. C'è una mano alzata. No, volevo aggiungere solo che forse c'è anche la necessità di farsi vedere da qualcuno che ha quello che lui non ha più, ossia la giovinezza e il senso di qualcuno che sta iniziando a crescere, sta passando magari all'età adulta, ma è ancora presto, ed è quello che invece lui anela perché non ce l'ha più o meno, credo. Tutti hanno questa abitudine di toccargli la faccia, tipo durante il film, effettivamente. Voglio dire, non ci credo che sei così giovane. Perché mi tocchi? Esatto. Ma poi mi viene in mente, cioè, immagina lui quando non sarà poi così giovane, non so, 20 anni dopo, e sei a fare il Baccaro Tour a Venezia, e guardi la casa e dici... Raga, non so, cioè, raga, adesso vi racconto. Sì, tipo, sei al 7° Baccaro e vedi il post e nessuno ci crede e tipo tu sei preso come il pazzo. No, raga, ve lo giuro, cioè fanno più fatica a credere che facevi l'Accademia delle Belle Arti piuttosto che tipo a quello che è successo veramente. Mio zio era Vittorio Gassman, cioè tipo proprio panico. Mio zio era Vittorio Gassman che faceva la linguaccia tipo allo spioncino. La mia cameriera parlava in dialetto, comunque vabbè, scusate.
No, però secondo me hai ragione tu, cioè io sono d'accordo. C'è la sua presenza che innesca qualcosa in tutti i personaggi del film, sia in Gasman che anche in realtà nel personaggio di lei, della zia, perché la zia, come a un certo punto viene ricordato, a un certo punto del film è ancora molto giovane. Cioè, a un certo punto gli si insinua il sospetto che qualcosa nella narrazione non vada. Come fa ad aver avuto una figlia se era già molto giovane quando si sono sposati? E quindi nelle sequenze tra Tino e la zia, se uno fa caso, c'è anche qualche cosa di non spintamente erotico, ma accennatamente. Quindi c'è l'idea che comunque questa presenza in parte sconvolge sicuramente degli equilibri. Probabilmente nel senso in cui dici tu, per quanto riguarda il personaggio dello zio di Gasman, nel senso dice sì, ok, questo è giovane, io, come dire, sono vinto per forza dal fatto che è giovane, io non lo sono più e come dire, la giovinezza è una cosa che, come è ribadito nel film, si perde, si corrompe, si distrugge. E però dall'altro canto appunto è interessante anche come c'è questo rapporto tra la zia e lui, non dico ambiguo perché non lo è nel film, però Strano. in parte sì, cioè Strappa ha ragione quando dice tutti gli toccano la faccia. Un po' troppo anche forse. E per cui sì, mi ritrovo in questa... Sì, esatto, quasi 18. Sì, sono gli unici due. Vabbè, e poi anche la sequenza dell'Harris Bar con queste mummie, cioè è un film di mummie fantastiche. Il personaggio del Duca, bellissimo, quando il Duca arriva tu sei in pieno Ottocento e non sai dove cazzo sono, in quale cazzo di racconto gotico tedesco sono. Io ho una domanda. Forse non ho capito niente del film, però dove sta il senso di tutta la messa in scena che viene creata? Perché per come è presentata dal film, chiaramente sta in piedi, cioè il film funziona. Ma se noi togliamo il personaggio di Tino, ok? Non credo che fosse stato tutto inventato in funzione del suo arrivo. Cioè almeno non sembra. No, sicuramente no. Ecco, e quindi che senso ha? Che senso ha per gli zii, che chiaramente a fine del film si capisce che anche la zia conosce già tutto, cioè sa già tutto del fatto che lui sfrutta la sua eredità, che senso ha per loro creare questa anche stanza segreta e tutto il resto, fingersi un ingegnere, avere un lavoro e inventarsi la storia. Cioè è stato detto che forse lui non lo sa di essere pazzo, quindi una cosa tipo alla Fight Club, che con la scusa che dorme 3 ore, che con la scusa che dorme 3 ore, il tempo che non dorme, che dovrebbe dormire, è un'altra persona. Cioè, Fun fact, la risposta direttamente da Dino Risi dietro di te. Ciao, sono Dino Risi. Va bene. Ciao Dino Risi. Me l'ha alzata, ho schiacciato. Allora, rispondo subito alla domanda. Almeno io nel film, nel protagonista, ci ho visto una grandissima repressione, diciamo, del proprio... cioè, parliamo in termini un po' psicologici, adesso non mi ricordo come si dice, però della parte più profonda di se stesso, che non a caso sta al piano di sopra, un po' chiamata come riferimento. Quindi l'ingegnere, appunto, è anche interessante che scelga come maschera quello dell'ingegnere, perché è una delle professioni più caratterizzanti. Quando ti presenti a una festa, dico, se uno per caso fosse un ingegnere, dice faccio ingegnere, ecco là, ingegnere, vieni subito collocato con una forte caratterizzazione e con delle forti aspettative. Questa cosa che lui ricerca e fa nella parte, diciamo, che si svolge di giorno del film, però reprime molto
il lato folle che si sfoga di notte con azioni completamente assurde come gioco d'azzardo, che se è qualcosa di irrazionale è ancora più irrazionale per qualcuno che ha una formazione minimamente statistica, ma anche cose del genere. Quindi secondo me è proprio quello, è una repressione di una parte di sé che cerca di fuoriuscire prepotentemente, come sia per la moglie che per il marito, che viene chiamato ingegnere per tutto il film, tranne alla fine, che è Fabio. Tipo, fa un po' ridere, cioè Fabio. A un certo punto sì. Mi sono spontaneo, lui è ingegnere, ma a Venezia c'è ingegneria? Sì, sì. C'è Accademia Navale. Lui è di Trieste, Lui è di Trieste, dove tra l'altro, siccome ho vissuto per 5 anni, volevo dire che la nostalgia per l'impero austro-ungarico è una roba che esiste. Cioè, esiste ancora, ok. Beh, meno esiste male. e lotta insieme a noi. Cioè, quindi se non ci fosse stata l'unità d'Italia saremmo in un paese... Cioè, il detto era... Saremmo parte dell'Europa civile. Quando c'era la, e la cioè, sarebbe la maiuscola dell'Austria, che si stava meglio. Poi c'è anche la nostalgia, vabbè. Ma si stava meglio quando si stava peggio. Comunque anche quella è una città molto vecchia, con molta nostalgia per i tempi passati. Quindi il film è stato adattato, secondo me, magistralmente a Venezia e anche con i riferimenti su Trieste in maniera molto ricercata e sottile. Volevo solo dirlo nel senso che non è un vezzo puramente intellettuale quello di tirar fuori Trieste, l'impero austro-ungarico, Asburgi, cos'è? Però ha un senso reale. Ma infatti, guarda, sono d'accordo al 100% con te. È difficile anche immaginare, perché io il film l'ho visto prima di cercare il libro, e quindi per me questa è la storia in realtà. È incredibile come veramente l'adattamento sia, cioè come dire, abbia in sé una sua organicità, cioè è estremamente ben ambientato, adattato, tutto torna al punto tale che quando leggi il libro un po' sei deluso, perché sì, forse la soluzione del libro forse è più, non so, realistica, però in realtà ha senso che poi sia la zia che si rivela essere la bambina morta, non morta, in realtà viva, e l'ambientazione con tutto il risvolto relativo alla Mitteleuropa è secondo me azzeccatissimo, come giustamente dici tu. Io sono d'accordo, cioè trovo quasi che siano riusciti a dare un elemento in più rispetto a quello che era previsto nel testo originale, un motivo di interesse in più, ecco, e quindi sì, cioè, sottolineo anch'io questa cosa e non è gratuita in effetti, cioè ha molto più senso che non nella così capitale sabauda in cui c'è sì questa cosa che magari arriva, cioè in qualche modo remoto si ricollega all'unità d'Italia eccetera, però ha molta più pregnanza nel momento in cui la porti in una città come Venezia che ha il crocevia di tradizioni diversissime, insomma, e anche dialettiche rispetto al rapporto con l'Italia, l'italianità e quello che si vuole, insomma, in questi termini. Per cui ci sta a sottolinearlo, secondo me, molto... Sì, devo... C'è qualcun altro che deve parlare? Scusa, io pensavo che Dino Risi avesse scelta perché il dialetto veneto fa più ridere di quello torinese, che non so neanche se esiste, quindi... Se tutto va bene avrà ambientato anche qualche film a Torino. Volevo dire una cosa sulla zia. A me ha ricordato molto i film di Michael Fox, cioè quelli lì dove c'è spesso Michael Fox in delle situazioni, sono dei film degli anni '80 in cui tipo c'è sua zia che non sa che è suo nipote, ci prova con lui o cose del genere. Ritorno al futuro. Sì, Ritorno al futuro, ma anche altri film. C'è un film in cui si finge dirigente, poi le segretarie ci provano con lui. Ritorno al futuro? No, vabbè. Sì.
o il laureato. Quindi No io spoiler. ci ho visto molta tensione, anche perché a me non è mai successo di togliere gli stivali alla zia. Sì, poi volevo fare una piccola critica, una nota negativa. A me Gassman è piaciuto, nel senso che non gli puoi dire niente, fa sempre benissimo, però lo trovo sempre un po' ingombrante come attore. E ne parlavo Definire prima. ingombrante. Forse Tino è molto interessante come personaggio, ma nel film Gassman alza il tiro del grottesco talmente alto che copre un po' tutto, come fosse, non so, la panna nella cucina, cioè, non so come dire, è una metafora, però sì, è molto sopra le righe, molto teatrale e rende le prove attoriali dei colleghi meno evidenti, cioè o fanno tutti come lui e diventa un film di matti. Ma quando sei troppo bravo, sei troppo bravo. Cioè, poco da fare. Sì, infatti, come dicevo, non gli puoi dire niente. Cioè, lui arriva dall'armata Brancaleone. Già, Cioè, vabbè. ridendo e Restituisco il scherzando, microfono. cioè. No, scusa, cioè, pensavo che l'armata Brancaleone, tipo. No, però è vero che ha un modo di recitare molto marcatamente teatrale, cioè si nota che è abbastanza diverso dal modo di recitare degli altri attori all'interno del film. Almeno, io l'ho sempre, cioè, mi piace come attore, però è vero che tende molto, dato che è anche molto bravo, tende molto a soverchiare la recitazione altrui. Ma perché secondo me è proprio un'impronta recitativa diversa, proprio teatrale, cioè si vede che è un attore che nasce nel teatro, secondo me. Sì, a me ma sta un po' sul cazzo il Cosa stai teatro, ridendo? se posso dire. Commento personale, in questo film non c'è un brutto outfit, tutti drippano come dei bastardi. È vero. Ma di chi sono le scenografie e i costumi? Di chi sono le scenografie e i costumi, se lo sai? Di chi sono? Sono di Luciano Ricceri, che è stato un assistente negli anni 60 di Piero Gherardi, che è è stato uno scenografo importante anche della Dolce Vita, di Otto e mezzo, di Fellini. No, qui sì, cioè è tutto molto ton sur ton, cioè i personaggi vestiti con queste tinte che stanno bene con gli ambienti, stanno bene con gli ambienti ricreati in studio, perché la casa all'esterno è Palazzo Fortuni, cioè quando era ancora mezzo diroccato, eccetera. Però gli interni sono stati tutti ricostruiti in studio, quindi in teatro di posa. No, ha fatto un gran bel lavoro, secondo me, molto, come anche la fotografia, cioè formalmente è un film molto ricercato, poi c'è esagerazione sul fatto di dover rendere questo grottesco, gotico, e quindi l'illuminazione anche, ad esempio, è consona a questo tipo di atmosfera bizzarra, cioè ci sono luci date solamente a piccoli spot, in piccoli punti, e i colori sono per lo più, non so, danno sul seppiato, ecco, cioè alla fine l'impressione è quello di un seppia o comunque di una tonalità neutra in qualche modo, e i costumi e scenografie sono ben integrati da questo punto di vista. Tonino Dellicolli, che è grande direttore della fotografia, insomma, anche per Sergio Leone. Se posso, allora c'è un personaggio che non mi è chiaro, cioè non è che non mi è chiaro, però la prostituta che invitano a casa compare per qualche istante, ma se Barbara D'Urso. se lo zio è un pedofilo e non ama più la moglie perché ormai non è più giovane, quindi non ha più le caratteristiche che l'avevano fatta innamorare di lei, perché però seguendo la messa in scena del fratello matto eccetera viene invitata questa prostituta a casa che va dopo in camera da sola, cioè qual è il senso?
se ha una moglie che comunque... Che tra l'altro la prostituta, non so se fosse fatto apposta, ma aveva una parrucca bionda. Sì. Non so se fosse collegato. Secondo me semplicemente perché probabilmente conviveva in lui ancora questa ossessione probabilmente per Beba, cioè la zia da piccola, e contemporaneamente però semplicemente penso che volesse fare sesso, e quindi diciamo che queste due cose convivevano in questo modo del tutto problematico, e però appunto la stessa convivenza secondo me per lui era motivo di follia, di ossessione, perché ovviamente lui faceva scontrare un ideale di purezza che è quella della fanciullezza, della bambina, e poi anche il suo desiderio probabilmente carnale per quella stessa, immagino. Grazie. Prego, vai prima tu. No, volevo dire che, intanto grande scelta, cioè il film mi è piaciuto un botto. E poi, secondo me, cioè, perché tu dici non se la faceva con la zia? Cioè, in soldoni, questo volevi dire? Secondo me, cioè, lei è rimasta bambina, cioè, lei non è uscita da... Cioè, mi è sembrato che appunto lui la tenga come una bambina, cioè voglia tenerla una bambina, cioè infatti le dice a tavola non fare questo, non fare quello, non bere, e lei si comporta da bambina un po', cioè nel senso beve di nascosto, cioè fa cose da bambina però con cose da adulta, da fine, cioè l'alcol, no, di fatto. Esatto. Sì, o fa la linguaccia appena si girano. Quindi sì, e quindi cioè, probabilmente, come dici tu, aveva voglia anche lui di farsi, di fatto, chi non. E detto questo, secondo me lei, prima dicevate, no, che lui voleva rivelare a Tino, no? Però anche lei, no, secondo me, voleva molto rivelarlo. Infatti lei arrivava molto prima di lui. Cioè lui arrivava sempre dopo a... E cos'altro? Poi un'altra cosa, cambio discorso, sulla spiegazione che danno i due della morte di Beba. Cioè lei alla fine parla del suo vissuto, no? Cioè l'ho vista piangere quando era lei che piangeva, tutte queste cose qui, no? Cioè quindi lei parla, dice come effettivamente sono andate le cose, e lui si inventa una bronchite. Cioè, vabbè, basta, niente, no? E un'altra cosa che ho notato, ripensandoci, no. E quando Tino va al cimitero con Luisa, giusto? No, Lucia. Lucia, ho sentito di là che diceva prima. Claudia, lui ha detto Claudia, poi tutti sbagliamo tutti. E che cercano la lapide, no? E lui dice, no, è questa. E lei gli fa, guarda che sei un coglione perché sarebbe morta a 48 anni. Cioè, infatti io mi sono sentito scemo lì per lui. Ho detto, cazzo, ma come fai a sbagliarti? Però giustamente, cioè lui aveva letto il diario e aveva letto le date, immagino. E quindi ha detto, cioè, era giusto come... cioè, l'osservazione che ha fatto lui era giusta probabilmente. Allora, il diario è interessante perché uno lo guarda attentamente. Io ho fatto un fermo immagine ho fatto un fermo immagine sul diario, e a un certo punto, cioè ci sono varie cose interessanti. Le date sono precise, cioè l'anno in cui Beba parla di questa cosa che sta avvenendo con Gassman è il 1950, 50-51, quindi in realtà facendo come dire, riferimento alla data sulla tomba, là non ci staremmo in effetti. Un'altra cosa bella è che una battuta pronunciata dalla voce fuori campo della bambina non corrisponde a quello che c'è scritto nel diario. A un certo punto nel diario c'è scritto cattivo non deve più dirmi queste, cioè cattivo non deve più dirmi queste cose. C'è scritto brutto, bruttissimo,
No, bellissimo invece. Però non gli devo permettere di dirmi queste cose, cioè quindi c'è questo, è migliore la battuta per come è scritta nel diario rispetto a come poi viene detta in fuoricampo. Non lasciamo indizi, bam, Lapide vuota che, vabbè, proprio un'iscrizione inesistente. Al cimitero ce ne sono un po'. L'unica che può dare effettivamente un indizio, cioè questi sono preparati prima di chiamare il nipote, facciamo fare il giro di Venezia, diamo tutti gli indizi necessari per arrivare fino alla fine del mistero. beh, ci sono, e poi cioè, quando uno dice, quando si dice che effettivamente lei ha comportamenti da bambina, è vero, cioè, Strap, tu dicevi giustamente che su grande schermo si vedono meglio i dettagli, no? A un certo punto... sì, che i due momenti mi vengono in mente a questo proposito, cioè la prima scena quando compare Gasman in cui lui cerca di abbassarsi i pantaloni e Gasman continua a girarsi nel momento in cui lo fa e questa cosa su grande schermo è più evidente quando lui scopre il culo. Le espressioni sempre di Gassman, tipo Anche. verso metà film, quando cominciano a vedersi i primi segni di squilibrio, non che Sì, ci si rende conto molto di più. E un'altra cosa effettivamente è che quando la cameriera arriva a togliere a lei, nella scena della prostituta, a un certo punto lei sta bevendo sto liquore e la cameriera le toglie la bottiglia, la mette sul carrello e va via. E lei è posizionata sul lato destro dello schermo e quando la cameriera va via le fa una linguaccia, cioè anche questo è un comportamento un po' da bambina effettivamente. Quindi questa parte forse è vera, ecco, insomma. Sì, spero di non essere troppo noioso. Io l'avevo vista, quella della prostituta, in una maniera... Mi piace di più la sua versione. Io l'avevo vista come un ai riccioli, è più giovane probabilmente della moglie e quindi forse è una consolazione, tra virgolette. È obbligata a mettersi la parrucca e soprattutto magari è un pochino più giovane. Poi in realtà effettivamente anche delle altre scene, questa del toccare il viso, soprattutto della zia, è perché vorrebbe essere così, vorrebbe ritornare indietro, avere la pelle magari o la stessa, come dire, giovinezza di Tino che ha davanti. E quindi, cioè, nonostante lei non sia per nulla vecchia, anche come dire, anche come attrice assolutamente no, è ossessionata da questa cosa qui che lei si vede già grigia, nonostante sia ancora ben giovane. E basta, questo. Sì, beh, sono tutti prigionieri, cioè anche lei alla fine è un'anima persa come lui, cioè è prigioniera di questa dinamica, altrimenti non starebbe lì e non si, come dire, non si vestirebbe da bambina come vuole lui, non ci sarebbero, cioè è evidente che qualche cosa comunque li lega, anche se Gasman non ha voglia di fare sesso con lei, evidentemente, dorme in un letto separato come viene detto all'inizio del film e non ha rapporti fisici evidentemente, quindi la figura della prostituta probabilmente si inserisce in questo discorso, per cui c'è questo rapporto così, legato completamente al passato che li vincola in qualche modo e che si rinnova all'interno di questa stanza e che però per il resto del tempo non esiste, cioè loro sono estranei, come viene ricordato spesso, cioè anzi del risentimento, sono legati assieme perché formalmente sposati, però si odiano e Gasman la odia a una bassissima stima di lei, insomma, e lo ricorda nel corso del film e c'è la realtà del presente che si manifesta così e che tenta di ridiventare quella cosa che era negli anni 50 all'interno della stanza in qualche modo. Esatto, proprio così. Sì, continua a rinnovarsi, sì, è proprio così. E comunque, chi ha detto che lui non ritornerà mai più lì, il ragazzino, che sì, chiaro, però con un bel gioco di montaggio, alla fine, quando lui è sul motoscafo, quando si gira, a un certo punto c'è una dissolvenza nell'ultima inquadratura che è della casa. E quindi in un certo senso lui si gira verso la casa che rimane lì sullo sfondo come quella cosa indicibile che ha vissuto e in un certo senso ci ritorna quando
C'è questo bellissimo gioco in cui appunto l'attore si gira e in una dissolvenza si va verso questa casa che ormai sembra abbandonata, sembra molto bella. Ma sì, dai, alla fine voglio bene a quei due matti. Allora, io sono qui con Siamo in chiusura. Sebastiano Scapinello. Volevo solo... Io volevo solo dire l'unica cosa che voglio dire in tutto questo è che magari qualcuno di voi avrà visto il post. Chiedo se potete, Sabina, puoi andare sulla slide successiva ancora, no, precedente. Ok, ecco, perfetto, grazie. Io mi sono rivisto molto nel personaggio di Tino, perché le bellissime volte in cui quest'anno sono andato a visitare questo signore qui, che poi molti di voi conoscono, e Andrea, ritorna Andrea Ci manchi, e Michael Folle. Michael Folle. Cioè, io tornavo come l'ultima immagine in basso, e quindi per me questo film è stato, magari alcuni di voi può aver traumatizzato, ma per me è stata una passeggiata, no? Cioè, questo è un Luna Park, cioè, è il caffè a casa loro, poi, insomma, quindi... Pensa che coincidenza anche il mio ultimo anno. Qual è la cosa più strana? Se... Che è successo? Ok. Siamo... Che dire... Lo possiamo dire. Allora, se non ci sono altri interventi, noi lo diciamo da qui. Insieme, ok. Che onore. È stra intima come cosa. Ah, ok, c'è un altro intervento. Vai. Stupendo. Velocissimo, l'ultima volta vi ho ammorbato con un disco consigliato, tipo pesantissimo. Quindi mi è proprio venuto in mente con sto film un altro disco bello per via della copertina. Si chiama Persona di Lorenzo Senni. C'è un uomo con la faccia tutta schiacciata che osserva dentro un buco. Leggo solo le 2 righe della presentazione del disco sul Bandcamp. Lorenzo Senni non è mai stato un raver. Crescendo era affascinato dalla cultura della danza mentre assisteva all'interazione di amici intimi con un mondo chimico dai colli al neon. Ha abitato la scena locale punk hardcore straight edge, cioè di quelli che non bevono, non fanno sesso occasionale, tipo Zero Calcare, che schivano la vita, per usare il super. E, insomma, Senni era un voyeur rave che studiava l'edonismo da lontano, affascinato dal suo fascino massimalista ed espressivo. Il disco è fatto tutto con un sintetizzatore Roland tipo altissimo. È un disco pazzo, però secondo me vi divertirete. Cioè, bello, 7,5 su Pitchfork. Beh, siamo... Sì. Ok. No, però ci serve... Serve un po' più avanti. Ah, ok. Vai. Va bene. Vai. Se vi è piaciuto Anima Persa di Dino Risi, amerete... Oddio. Boom. Basta, ciao. Spieghiamo perché. Velocissimo. Psycho di Alfred Hitchcock. Carlo, armati di microfono. Facciamo una roba velocissima. Io non ho scelto solo Partner, mi sa, di Bertolucci. Oh shit. Partiamo dall'ultimo? Come gli arabi. Sì, parlane tu che... Ladro di orchidee. Mashallah. No, Ladro di orchidee, film bellissimo che consiglio a tutti e a tutte le amanti del metacinema, del metaracconto, e basta, non dirò altro. Il film per un soffio non è finito in rassegna, quindi ai voi. C'è un grandissimo Nicolas Cage, c'è una grandissima Meryl Streep, vedetelo perché secondo me è un film veramente, veramente bello. Trovato in DVD dal Libraccio a Padova. Trovato in DVD dal Libraccio a Padova, sì è vero. Vero, confermo. L'Armata Brancaleone, vado Settimana anche scorsa. avanti? Sì, vai. Fa un botto ridere e soprattutto c'è Gasman che cammina su dei tiziani ardenti, se non No, ricordo quello male. è Brancaleone alle crociate. Vabbè, però... E allora, scusate. No, ci sta. Non consigliamo le crociate, consigliamo l'Armata. Basta. Psycho l'avete visto tutti, Partner... Partner è un film... Allora, è l'unico film sessantottino in senso vero di Bertolucci, quindi
è proprio un film del 68 ed è un film che incoraggiava un rapporto diverso col pubblico, infatti è un film che tenta una sua strada per l'interattività, però la cosa interessante è che che ha a che fare con il tema del doppio è che Pierre Clementi è doppio nel film, è sdoppiato e c'è un suo doppelganger che lo commenta, gli fa il verso, in un senso che è comico, tragico. È un film di quell'epoca, quindi tenta tutta una serie di invenzioni anche filmiche. Interessante, è un film di Bertolucci che non assomiglia a nessun altro film di Bertolucci, ha proprio a che fare con l'ideologia sessantottina, il fatto che fosse in corso all'epoca. Psycho perché? Beh, intanto perché la sequenza in cui Tino guarda dallo spioncino è il paro paro, è identica, e forse volontariamente filmata così da Dino Risi. Cioè la sequenza in cui Norman Bates guarda dal buco. Un saluto lei ai che si Norman fa la Bates, doccia, band è hardcore uguale di Vicenza. Possiamo taggare in descrizione. Però non so, non l'ho proposto io, quindi non saprei se ci siano altre implicazioni oltre a queste, se non che Norman Bates evidentemente è, e non lo diciamo perché sennò non vale la pena vedere il film. Altro consiglio che però non c'è qui, Twin Peaks di David Lynch. Serie che non finirò mai di consigliare e arriveremo al giorno del giudizio in cui la maratona sarà fatta qui. Poi non so veramente se capiterà. Grazie a tutti e a tutte per essere stati qui e state qui con noi questa sera. È finita una rassegna, ma tra poco ne comincia un'altra. Ma prima della prossima rassegna abbiamo Cortocircuito 2. Quelli sono i titoli, sotto ci sono i registi e le registe e la grafica fatta da Juan. Spacca, cavolo, veramente veramente bella. E ne abbiamo tra gli artisti abbiamo anche Francesco. E Sebastiano Scapinello. Il bar è ancora aperto. Non credo. Se volete fermarvi a parlare con noi siamo ancora disponibili. Ciao, grazie a tutti.